Io voglio solo dire una cosa, innanzitutto che il Veneto è l'unica regione che ha scelto di non somministrare AstraZeneca e Johnson Johnson sotto i 60 anni fin dal primo giorno, quindi noi non abbiamo il problema. L'altro problema che nasce da ieri sera ed è già operativo da questa mattina è che tutti i richiami AstraZeneca sotto i 60 anni non verranno fatti con AstraZeneca ma con Pfizer e Moderna. Quanto valgono questi? Valgono circa 36.000 dosi, 36.072 dosi. Quindi io comunico che noi già dalla mezzanotte di questa notte, di oggi, abbiamo dato disposizione a tutti i direttori generali di somministrare sotto i 60 anni per la seconda dose solo vaccini ad RNMA. Quindi Pfizer e Moderna. Ma mi lasci dire che purtroppo mi tocca dire avevo ragione quando da mesi sto dicendo che andavano su un binario morto, stanno andando su un binario morto perché noi sostanzialmente avremo delle seconde dosi per gli over 60, per chi ha più di 60 anni e dopodiché AstraZeneca e Johnson Johnson per me sono vaccini che tra qualche settimana non serviranno più.